Inizia con una guerra interna alla Lega la campagna elettorale per le regionali del prossimo anno. Nemmeno il tempo di chiudere i seggi e festeggiare la conquista di Padova, che la frattura tra le due anime della Liga Veneta si presenta più profonda che mai. E ha l'aspetto di incontri quasi carbonari che il segretario Flavio Tosi ha avuto ieri sera nella Marca. Treviso perché roccaforte del consenso a Luca Zaia, al quale Tosi vuole contendere il ruolo di governatore del Veneto nelle prossime elezioni di primavera 2015. Tre gli appuntamenti esclusivamente con il mondo imprenditoriale. Il primo a Villorba, a seguire nello Pitergino, per poi spostarsi quasi a confine con il Friuli e sempre per ribadire la sua discesa in campo per le regionali. Tosi punta al consenso di tutto il centrodestra, quindi con un occhio anche a Forza Italia, dopo le europee, in evidente difficoltà di uomini e obiettivi. Tende la mano anche agli alfagnani, che difficilmente esprimeranno un loro candidato per il Veneto. Ma il vero scontro sarà tutto dentro la Lega, con il segretario Salvini che già al congresso di Padova sarà chiamato ad arbitrare il singolare duello politico. Intanto ieri sera è stato il tempo dei sondaggi, che pare non siano stati entusiasmanti. Molti perplessi, anche perché l'attuale presidente, oltre ad aver governato bene, come commentano i presenti, è un trevigiano. In particolare gli artigiani presenti si sarebbero espressi per un rinnovo di Zaia. Pare che i più scettici siano stati a Godega, paese dell'attuale governatore, scelto proprio da Tosi per sentire la base più dura e pura. Di ufficiale al momento non c'è nulla, considerando che gli incontri sono stati decisamente riservati. Inevitabili che le conseguenze emergano a Padova, dove qualcuno già sventola lo spettro dello scissione veneta per Palazzo Balbi, sempre che Salvini non ricomponga lo strappo, l'ennesimo di una liga degli eterni duellanti.